Salve, siamo a Chioccia, davanti alla cattedrale, nel luogo detto Rifugium Peccatorum. Per sapere l'origine, diciamo, che ha dato il nome a questo luogo, dobbiamo rifarci ai primi decenni del 1800. E quando fu demolito il palazzo comunale vecchio nel 1817, questo gruppo scultoreo che vedete qui, queste balaustre, fu portato dal palazzo comunale e furono messe qui queste statue. Però perché si chiama Rifugium Peccatorum? Perché questa statua in particolare della Madonna, che si trovava sempre al palazzo comunale, vicino a questa statua si avvicinavano i prigionieri prima dicevano l'ultima preghiera, perché c'erano le prigioni al palazzo comunale, prima di essere giustiziati. E quindi era come dire, l'ultimo atto della loro vita, che è un atto di perdono, un atto, diciamo, in cui si rifugiavano, ecco, questi peccatori, e così oggi li ritroviamo qui davanti alla cattedrale. Arrivederci.